Ringraziamo anche la partecipazione di tutti voi, i rappresentanti di associazioni, la professoressa Franca Darè, ispettrice, il professor Fiorin, e fra un po' interverrà il professor Brusa. E nel frattempo però vorremmo chiedere a voi se avete qualche domanda, qualche osservazione, qualche idea, qualche proposta per il futuro della nostra scuola e per questo dibattito, per questo convegno. Prego. Appena le ho lette queste indicazioni personali, diciamo che hanno suscitato una certa perplessità, immagino in tutti noi, siamo qui e anche in molti altri. E le analisi effettuate in precedenza non sono altro che condivisibili e probabilmente statuite dal pensiero di, credo, quasi tutti quelli che sono seduti adesso. Quello che mi preoccupa non è il contenuto di un'indicazione che come tale è teoricamente indicatoria. Ma quello che mi preoccupa di più è la sorte che potrebbero avere le scuole sotto la fatidica mannaia della valutazione dei dirigenti, a cui si può associare quello che si vuole, compresa anche la corrispondenza dei nostri curricoli alle indicazioni nazionali, perché finché uno le trova come indicazioni per tutti, può in qualche modo giostrare il proprio curriculum aderendo o meno a seconda di quello che il proprio collegio docenti, che nella sua libertà di decisione definisce, potrebbe insomma orientare per il proprio curriculum. Ma laddove, ahimè, le situazioni diventano più vincolanti, perché una valutazione specifica del dirigente che ci obbliga ormai a mettere nel DOF qualsiasi cosa, e l'abbiamo visto nelle ultime valutazioni, nelle indicazioni a punteggio che ci riguardano, chiaramente crea molti più vincoli. E forse su questo dobbiamo ragionare, cioè indicazioni fino a che punto sono indicazioni e fino a che punto diventano programmi alla fine, perché questo sono. Questa è una domanda a cui secondo me a livello complessivo noi come scuola dobbiamo rispondere e dobbiamo interrogarci e interloquire con l'altra parte, perché se no possiamo anche dire che questa partita dell'autonomia è definitivamente morta. Grazie. Come le vigenti, le indicazioni hanno una parte prescrittiva che risponde all'articolo 8,1 del 275. Quindi sono prescrittive negli obiettivi generali e specifici. Intanto, come lo sono le vigenti, che sono prescrittive nei traguardi. Poi si dice che gli obiettivi non sono così prescrittivi, ma sono essenziali per perseguire i traguardi, quindi non ci dà fastidio perché sono scritti bene, quindi nelle vigenti intendo. Quindi attenzione, la prescrittività c'è perché ci deve essere, altrimenti non servirebbero le indicazioni, no? Poi c'è una parte che non è prescrittiva, dicono, che è il contenuto, le indicazioni metodologiche e di conoscenza. Tra l'altro mi permetto di dire che sotto conoscenze ci sono indicazioni metodologiche e sotto competenze ci sono attività, cioè facciamo che le competenze sono gerarchicamente subordinate agli obiettivi, anche questo, che sono diverse tra primaria e secondaria e primo grado. Insomma, lasciamo perdere dal punto di vista concettuale il gozzabuglio, ma comunque il fatto che su un documento nazionale siano scritti minuziosamente dei contenuti, anche se non prescrittivi, farà sì che ovviamente l'editoria si adegua, e che il fatto che le famiglie leggano, ed è giusto che leggano, ci mancherebbe altro, devono questi documenti e vedano che in seconda elementare ci sia la piccola vendetta lombarda, scusate, e se la maestra non lo fa, è scritto lì, è nel manuale. Taccio sul fatto che si fa la monarchia e la repubblica in seconda e poi in terza si riparte dall'uomo primitivo, no?
e che si possa a bambini di seconda proporre concetti del genere. Forse narrativi, non so, si narrerà la forma di Stato e di governo, non so come si deve narrare la Bibbia. Tacciamo sul fatto che i teologi dicono che la Bibbia deve essere mediata dal magistero della Chiesa, perché è un testo che non è proprio letteratura, non è un testo letterario la Bibbia. Tra l'altro poco occidentale. Sì, molto poco occidentale anche fra. Dove il Nuovo Testamento, cioè per quello non viene mai nominato, mi pare di dire, il Nuovo Testamento. Sì, vabbè, è uno dei libri in Troia, però. Come l'agenda, per carità, non voglio paragonare l'agenda 2030 al Nuovo Testamento, non mi si dica, ma non solo non è nominata nelle indicazioni, ma neanche nelle linee guida educazione civica, dove peraltro sarebbe uno dei nuclei. È citata in una nota a piedi pagina, no? Però lo sviluppo economico è superiore alla sostenibilità, se leggete quelle linee guida. Ecco, quindi come se fosse possibile scegliere. Ma per rispondere al dirigente c'è una prescrittività, che è quella degli obiettivi generali specifici. Quindi leggere bene quelli, non ci si può. Quelli sono prescrittivi. Un tempo lungo di adeguamento, adesso sicuramente non ci sarà. No, non c'è il tempo, non credo. Anche sul metodo dobbiamo ragionare. Se posso aggiungere una cosa, c'è una ratio, una coerenza su quegli obiettivi, quei contenuti, eccetera, ed è un progresso che troviamo per esempio nel libro del ministro Valità della Scuola del Merito e nel libro Insegnare l'Italia di Loredana Perla e Ernesto Galli della Loggia, ed è il fallimento totale della scuola italiana e la colpevolezza che ha colpito e gli estensori delle indicazioni 2012 e probabilmente anche di tutti i programmi e le indicazioni precedenti, almeno a partire, chissà, forse dal 62, dall'istituzione della scuola media unica. Ed è una colpa grave, per cui sono dichiarate infauste le 10 tesi dell'educazione linguistica democratica, quindi sono prescrittivi nella misura in cui sono una netta presa di distanza da quei contenuti, da quei documenti, da quei manifesti, eccetera. Quindi la scuola dovrebbe fare una torsione nella scelta. Sono Paola Bortoletto, presidente nazionale dell'Andis. Andate a vedere come su tutti i siti delle associazioni che costituiscono il forum i documenti che abbiamo prodotto in conseguenza delle audizioni a cui la sottoscritta ha partecipato sia nel mese di giugno del 2024, le prime, quando era costituita soltanto la commissione madre con la professoressa Perla, sia quella appunto fatidica del 21 marzo, con un tempo di una settimana per poter leggere le 154 pagine e mettere i puntini sulle i su tutto quello che era scritto. Quindi ecco, andate, perché ci sono tante riflessioni che sono state sintetizzate anche da Maria Renata, ma ecco, vi permette un po' di entrare dentro e di capire che questo lo diciamo sempre, in realtà lo dice anche la professoressa Perla, non so se con consapevolezza oppure no, però che c'è l'autonomia, di conseguenza la sfruttiamo, autonomia che non è soltanto sancita dalla Costituzione, ci mancherebbe, per fortuna, dal 275 anche dalle leggi 107 magari, quindi continua ad andare avanti, per il momento non è stata modificata, e su questo e su quegli articoletti sulla sperimentazione, sulla ricerca vanno assolutamente sfruttati qualora, perché gli annunci sono questi. Io poi dovrò andare perché emetteremo un documento che manderemo al Ministro da parte del FONARS, che è un altro forum nazionale di tutte le associazioni, comprese queste, naturalmente poi ce ne saranno delle altre, in cui diciamo attenzione, cioè tutti questi annunci non vanno bene, non è questo il metodo. Stanno lavorando sulle indicazioni del secondo ciclo, lo stanno già facendo, forse usciranno. Il fatto che in audizione noi siamo andati il 21 come associazioni e il 20 sono andati gli editori,
Quindi ci sono dei disegni che però la scuola di ogni giorno, la scuola che sa che cos'è un curriculum e che cos'è unire progettazione e valutazione, perché anche sulla valutazione, no, quel capitoletto potremmo discutere molto, perché è vero che il professor Corsini ha detto no, ma le parole ci sono tutte, però attenzione, è vero, di formativo sembra non ci sia nulla, quindi attenzione, ecco, a come le parole, quindi anche proprio una lettura lessicale, che cosa viene fuori da questo miscuglio. Quindi credo sia importante continuare ad essere vigili, anche se usciranno, perché usciranno queste indicazioni nazionali, magari un po' rimaneggiate, un po' hanno tenuto conto di qualche nostra come dire, di qualche nostra puntualizzazione, di quello che appunto discuteva prima con il professor Fiori, è arrivato nella famosa casella di posta e nei 2000 caratteri della fine del questionario. Sicuramente è arrivato molto, ma quanto ne avranno recepito vorremmo saperlo, ed è un po' questo. Il monitoraggio anche rispetto all'educazione civica non c'è. Si va avanti un po', no? Buttando un'infinità di iniziative e parlando alla pancia della popolazione. Quindi un'altra proposta che io metto sul piatto è: nei collegi, con i genitori, parlatene, proprio mettendo sul piatto quelle che sono anche gli sviluppi della ricerca scientifica e di quello che le neuroscienze ci dicono, perché i bambini e le bambine, perché qui parliamo di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, perché al momento arriviamo ai 14 anni con quella poi come dire, poca attenzione allo 0,3 e al 3,6 naturalmente, ecco, ci sono e vanno trattati dentro a questo mondo, non in un mondo che è un trapassato futuro, dice qualcuno. Io mi chiedo quando cominceremo a confrontarci sull'educazione affettivo-sessuale nella scuola italiana. Non alle superiori, non alle medie, uso dei termini ormai antichi, Dio, ma dalla scuola dell'infanzia, da sempre, non destinandola solo alle famiglie, ma lavorandoci nella scuola, perché se siamo una scuola siamo democratici e possiamo arrivare a tutti. Quindi quando parleremo di questo tema, che secondo me è abbastanza urgente. Questo tipo di educazione devono chiedere il consenso dei genitori, il consenso preventivo e informato dei genitori. Io spero che partano dalle scuole, caro Ministro, non va bene, non è possibile questa cosa qua. Io sono fuori da scuola da 12 anni, anche se continuo a occuparmene, però mi rendo conto che una cosa del genere è proprio legare le mani, ma alla professionalità della scuola, perché sono insegnanti, dirigenti, professionisti della scuola, a meno che tu non pensi, e probabilmente quest'anno lo pensa, perché una serie di provvedimenti vanno in direzione di controllo, lo sapete, di avere di fronte dirigenti e insegnanti che non sono professionisti. Su questo bisogna essere delle linee. Poi c'è tutto il lavoro da fare. Una notazione sulle colleghe, l'intervento che c'era quella prima, Franca ha risposto, condivido, insomma, bisogna distinguere cose prescrittive, cose no. Però il collega mi pareva che facesse cenno anche la possibilità che in realtà oltre, pur rispettando la prescrittività, oltre, Renata anche ha fatto l'intervento, perché cosa possono fare i genitori, come possono intervenire i genitori e cosa succede. Allora noi siamo qui, lo voglio dire con chiarezza, ci sono un paio di colleghe che ho conosciuto facendo i corsi di preparazione al conclusivo concorso dirigenti e sanno bene che io cerco di accompagnarli a vincere il concorso, ma è un concorso che non mi piace. Non mi piace perché questi concorsi vi chiedono sostanzialmente di conoscere le norme che dovete applicare in tutti gli ambiti. Uno riguardava la capacità di governo delle organizzazioni complesse e la figura del dirigente in realtà, come i colleghi lo sanno, è bianca. Allora io avverto questa pressione. Mi raccontano che quando il direttore regionale ex ministro ha venuto a Padova, ha parlato della valutazione dei dirigenti, è stato molto categorico, molto netto, del resto come scritto.
un quotidiano, l'ha pubblicato così. I dirigenti saranno valutati, correggimi se sbaglio, per l'80% sulle procedure. Semplifico un po'. Insomma, il dirigente scolastico è un'altra cosa. Noi abbiamo, ve lo mandiamo magari, abbiamo un paio d'anni, 5 anni fa, 5-6 anni fa, mentre si era in corso il precedente concorso, abbiamo elaborato, ci siamo interrogati, perché lavoriamo così, sul profilo del dirigente, lo ricordate? E siamo usciti con un documento, ve lo rimandiamo, in cui il profilo del dirigente secondo noi è leader educativo per l'apprendimento. Sono 3 parole pesanti. Già la parola leader può richiamare chissà cosa vuol dire, però per noi abbiamo un significato preciso. Il leader non è il capo, non è quello che comanda. Educativo, perché c'è una funzione educativa, ci interessa molto su questo aspetto, di tutto quel lavoro che abbiamo stato abbastanza lungo, ve lo ricordate, per quel lavoro. Come di rapporti con i genitori, quella comunità educante, quella roba lì scritta. Ma per l'apprendimento, perché la scuola, la valutazione, se vi ricorda, Franca, è per l'apprendimento. E io credo che siamo di fronte a questa vicenda qua. Qui si sta, lo dico con chiarezza, lo penso, lo dico, si sta tentando di soffocare davvero non solo l'autonomia, ma anche la professionalità, anche la dignità, la serietà. Vi segnalo una cosa molto bella, così la andate a cercare, sul sito Gessenti Colorati. Io l'ho ripreso, l'ho pubblicato nel mio profilo Facebook. Maviglia, dopo che è stato provveditore a Brescia, è stato ispettore scolastico, dopo la circolare del ministro sui compiti, ha scritto un pezzo meraviglioso, che è il modo giusto, che avete visto, alla forma di una circolare indirizzata. Oggetto: la minzione a scuola. Andate a leggerlo, perché insomma, come si fa a fare una circolare dove il ministro raccomanda? È vero, raccomanda. Se il ministro ti raccomanda, il genitore che legge. Allora, se questa è la situazione, io temo che sia così, dobbiamo attrezzarci a qualcosa di lungo. Davvero io penso che deve essere il momento in cui i collegi docenti, con i loro dirigenti, dicono delle cose che pensano, sperando che le pensino, perché non sempre va così, ma bisogna darsi da fare. Insomma, una scuola che abbiamo pensato per tanto tempo, dove si faceva scuola, no, imparavamo a fare scuola, e bisogna prenderla in mano. Scusate la tirata, ma sono davvero preoccupato di questo clima che si sta creando. No, immagino che tutte le associazioni lo condividano. Leggendo le indicazioni ho avuto inizialmente l'impressione che il ministro non sapesse dell'autonomia. Poi ho avuto invece la consapevolezza che c'è una precisa scelta politica proprio di tornare indietro, ma non di 20 anni, cioè di tornare all'85 ai programmi nazionali. E l'idea che mi sono fatto è, anche guardando tra di noi, è il fatto che in questi 20 anni noi stiamo imparando ad utilizzare delle indicazioni, stiamo imparando a utilizzare i curricoli, cioè stiamo diventando uno strumento effettivamente di lavoro, perché come dire, c'è sempre la tendenza ad adeguarsi al nuovo, ma senza cambiare il vecchio. Ecco, diciamo che col passare del tempo le nuove generazioni entravano e ponevano problemi e costruivano ulteriori elementi. La mia impressione è che con questa ricerca di tornare all'antico, di tornare alla scuola, che effettivamente era un momento importante perché formava e magari anche selezionava, che in parte ci ritorniamo attraverso l'aspetto della valutazione del disciplinare. Ecco, c'è man mano una visione di un tipo di società che è una società ubbidiente, di ragazzi ubbidienti, di ragazzi che ascoltano, che sono lì passivi e recepiscono quello che viene detto nelle loro classi, ma nello stesso tempo c'è una mancanza di visione di qual è l'effettiva società che noi stiamo preparando, e cioè
ci si preoccupa tanto all'interno delle indicazioni di dare un'identità occidentale e ci si dimentica che, adesso non so le percentuali dei studenti di famiglia che vengono da contesti migratori, quanti sono in Italia, e che sono gli italiani del futuro, cioè quei ragazzi che loro già si considerano italiani, poi magari se ancora non hanno la cittadinanza, e nello stesso tempo vivono un contesto fratturato tra la loro italianità e il contesto culturale della famiglia, le strutture, le forme, la cultura, no? Che da una parte sono la loro identità e non la sono, ecco, perché loro sono qui. Ecco, noi a questi ragazzi la risposta che diamo è quella della totale assimilazione. O sei italiano perché acquisisci questo, oppure tu non sei. E che tipo di società stiamo preparando nel futuro? Alcune parti di questa società noi li vediamo nelle banlieue delle grandi città, in cui questi ragazzini crescono e nel conflitto essere italiano, essere straniero, a volte si ritrovano in bande, in gang, no? Proprio di alterità, cioè io costruisco, mi hai rifiutato a scuola, magari sono quello che gli parlavo, mi hai rifiutato a scuola, non mi fai lavorare, tutto quanto, io faccio la mia gang, no? E così via. Cioè, stiamo costruendo il peggio della cultura non inclusiva ma esclusiva, fatta in tutti i paesi imperiali, i paesi che hanno avuto degli imperi dell'800 e che oggi vivono questa contraddizione. Questo è il modello di scuola. Il problema di far da soli, rispettando le prescrizioni, è quello di utilizzare, finché noi abbiamo, gli strumenti della collegialità, no? E quindi condividere insieme, portare avanti alcuni percorsi. Il problema grosso che noi abbiamo a volte è quello che ci sono poche persone disponibili a porsi a capo di alcuni percorsi, no? E quindi in questa inerzia il rischio è che i collegi accolgano integralmente le indicazioni perché non c'è, come dire, uno spunto o un qualcuno che porti avanti una mozione che dica non facciamo così, facciamo un'altra cosa. E questo purtroppo io non credo che possa essere il dirigente che lo fa nel collegio, no? O meglio, non dovrebbe apparire quantomeno questa cosa, non per elementi come dire, di nascondersi, ma perché insomma ognuno poi deve fare le sue parti. Noi dobbiamo accogliere quello che ci danno, quello che emerge dalla comunità scolastica, mi fermo perché voglio che c'è quello che